Giacinto Gallina è basso, appena pingue, ha l'aspetto franco, bonario, borghese. Ha baffi neri spioventi, occhiali tondi, capelli corti, brizzolati, appena radi sul sommo del capo. Parla italiano con un puro accento veneto. Spesso, nella foga del discutere, dice un motto dialettale incisivo e un acume ironico gli accende gli occhi. È questa la descrizione che un giovanissimo Ugo Oietti fece di Giacinto Gallina quando lo incontrò a Roma nel 1891 a margine di una delle fortunate rappresentazioni di Serenissima, un suo lavoro che andava in scena in quel momento al Teatro Drammatico Nazionale di via 4 Novembre, che oggi non esiste più, ma in compenso a poca distanza da lì esiste una targa che ricorda come il commediografo veneziano abbia abitato appunto in quella via durante quel periodo. A quei tempi Gallina era sicuramente in auge, sebbene già preda di una malattia al fegato che 6 anni più tardi lo porterà alla morte a soli 45 anni. Ma non era sempre stato così, il suo era stato un avvio abbastanza stentato. Aveva iniziato nel 1870 con una commedia, L'ipocrisia, che aveva raccolto un discreto successo, insomma un timido ma discreto successo, e anche qualche apprezzamento di critica. Ma il tracollo arrivò di lì a poco quando si cimentò con una tragedia, Amore e onestà, che mise in scena al Teatro Apollo, che è l'attuale Goldoni. Fu un fiasco totale, totale. Lui si scoraggiò e decise che non avrebbe più scritto nulla. A credere invece in lui ci furono alcune persone, fra cui un capocomico, Angelo Moro Lin, che lo incoraggiò molto e lo convinse, e Gallina ci si mise, a dire il vero, controvoglia, pensate, a dedicarsi alla commedia in lingua veneziana. Il suo primo lavoro di questo genere fu E Baruffe in Famegia, che fu apertamente ispirato dalla famiglia dell'antiquario di Carlo Goldoni e che fu rappresentato nel gennaio del 1872. Questa volta fu un successo. Gallina da allora rimase legato per sempre alla compagnia Moro Lin e divenne l'erede riconosciuto del teatro goldoniano. E in quello stesso incontro con Oietti ne parla così, cioè ne fece una missione di vita. Per me era doloroso, disse a Gallina a Oietti appunto nel corso di quell'incontro del 91, vedere il teatro veneziano, la tradizione goldoniana nobilissima decadere, come è decaduto il teatro piemontese, milanese, napoletano. E alla bella impresa ho dato tutte le mie forze. Addirittura tradurrà in veneziano La famiglia del santo, una commedia che aveva scritto originariamente in italiano, che è considerata uno dei suoi dei lavori più riusciti, dei suoi lavori più riusciti, e che non a caso diventerà un successo nel piccolo schermo nel corso degli anni 60, portato in scena da un altro veneziano legato al teatro e assolutamente d'eccezione, che fu Cesco Baseggio. Giacinto Gallina nacque nel 1852 alla Bragora, precisamente al 3414, e visse e fu allevato sostanzialmente dal padre Giovanni, perché a causa della separazione dei genitori, e fu seguendo il padre Giovanni, che era il medico incaricato del municipio di prestare servizio nei teatri, che lui entrò
entrò a teatro la prima volta. Eppure la sua formazione, per quanto discontinua, fu classica, perché iniziò al liceo Marco Polo e proseguì al Foscarini, che sono due licei cittadini tuttora esistenti e ampiamente operanti, ma abbandonati gli studi si dedicò alla musica. Entrò come violoncellista nell'orchestra del teatro Malibran, prima di dedicarsi appunto alla scrittura. Le sue opere raccontarono soprattutto la crisi dell'aristocrazia e le inquietudini della borghesia. E poco prima di morire, nella sua casa di Rialto, si sposò in ospedale con l'attrice Paolina Campsi, che gli era compagna da tempo. A celebrare le nozze civili fu l'allora sindaco poeta Riccardo Selvatico, altro scrittore e suo amico, che tempo prima gli aveva concesso un vitalizio che gli permettesse di sostentarsi.